Dopo lo straordinario successo delle passate edizioni, il viaggio alla scoperta dell'identità nebbroidea non si ferma. Un paese in cucina si prepara a tornare con la sua terza edizione, confermandosi un appuntamento imperdibile per chi ama la tradizione, il buon cibo e il calore autentico della comunità. Il sipario si alzerà nuovamente a Galati Mamertino, il borgo che più di ogni altro è riuscito a esportare nel mondo l'eccellenza enogastronomica locale. Sarà proprio questo scenario suggestivo a ospitare sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio una 2 giorni interamente dedicata alla valorizzazione delle radici culinarie dei Nebrodi. Tra sapori, racconti e musica popolare. Finanziata dall'assessorato regionale dell'agricoltura, la manifestazione punta tutto sui suoi storici punti di forza. Cibo di qualità, tradizione, musica e divertimento. Non una semplice sagra, ma un vero e proprio atto d'amore verso il territorio, che continua a raccontarsi attraverso i suoi prodotti d'eccellenza e le storie di chi li custodisce da generazioni. Siamo orgogliosi di annunciare queste date, dichiara il sindaco Vincenzo Amadore, e vogliamo ringraziare l'assessorato regionale all'agricoltura per aver accolto positivamente le nostre richieste, riconoscendo il valore e la qualità dei nostri progetti di valorizzazione territoriale. Il cuore pulsante della manifestazione sarà il mercato coperto di Galati Mamertino, che a partire dalle ore 16 darà ufficialmente il via all'evento con l'apertura del borgo, delle chiese e dei musei cittadini. I visitatori potranno partecipare a visite guidate che accompagneranno il pubblico in un viaggio nella memoria e nelle tradizioni locali, dal Museo dei Giochi al Museo della Civiltà Contadina, fino alla Chiesa Madre e al Museo dei Presepi e delle Zampogne. Dalle ore 17 spazio alle interviste e all'inizio dello show cooking, con l'apertura degli stand espositivi. Produttori ed espositori incontreranno il pubblico in un'atmosfera resa ancora più coinvolgente da canti e musiche della tradizione popolare. Seguirà un panel con ristoratori e produttori dei Nebrodi, che attraverso racconti e dimostrazioni daranno forma alle storie delle materie prime e delle ricette antiche. Alle ore 18 entreranno in scena i ristoratori protagonisti dell'evento, che presenteranno dal vivo i piatti simbolo della tradizione gastronomica nebbroidea. Accanto a loro le donne delle associazioni locali condivideranno ricette tramandate di generazione in generazione, mentre il pubblico potrà degustare prodotti tipici e specialità locali. Il momento clou della serata arriverà alle ore 20 con degustazione e tradizione. Piatti simbolo della cucina galatese e siciliana saranno offerti in degustazione gratuita, tra cui i tradizionali maccheroni al sugo di suino nero dei Nebrodi e le crespelle preparate secondo l'antica tradizione. A chiudere la giornata alle ore 21 lo spettacolo live della band La Soluzione, che porterà sul palco del mercato coperto energia e musica dal vivo. La seconda giornata di Un Paese in Cucina, domenica 1 febbraio, si sposterà in piazza San Giacomo o presso il mercato coperto in caso di pioggia, mantenendo vivo il legame tra gastronomia e scoperta del territorio. Alle ore 11 produttori e tradizioni. La domenica si apre con i profumi della tradizione casearia. I produttori locali cureranno una dimostrazione dal vivo dei procedimenti di preparazione della ricotta fresca, un momento autentico e conviviale in cui gli ospiti potranno partecipare a una degustazione gratuita di prodotti tipici del territorio, pane cunzato siciliano, ricotte e formaggi locali, sapientemente accompagnati dal miele dei Nebrodi e da un buon bicchiere di vino. Alle ore 14 il Paese Museo. Il pomeriggio sarà interamente dedicato alla scoperta del borgo con l'iniziativa Il Paese Museo, Galati Mamertino. Un panel narrativo anticiperà la visita guidata tra le chiese, i musei e gli scorci più suggestivi del centro nebbroideo. Racconti, canti e tradizioni accompagneranno i partecipanti in un percorso che unisce cultura, identità e gastronomia, permettendo di vivere il territorio attraverso le sue storie e i suoi sapori. Nel tardo pomeriggio sono previsti la chiusura degli spazi espositivi, i ringraziamenti finali e i saluti conclusivi di questa terza edizione. Un Paese in Cucina si conferma così non solo un evento gastronomico, ma un'esperienza culturale e identitaria, capace di unire passato e presente nel segno dell'autenticità. Galati Mamertino è pronta ad accogliere ancora una volta chi vorrà lasciarsi conquistare dai profumi, dai sapori e dalle storie dei Nebrodi.